Una delle finaliste è quella della passata stagione, ovvero il volley insieme, fusione di Albatros e Preganziol. L'altra è una new entry, l'Aurora Volley. Parliamo delle finali di Under 18 femminile della provincia di Treviso, tenutesi quest'anno a Castelfranco Veneto. Netto il risultato della finalissima, un 3-0 che ha incoronato campione per il secondo anno consecutivo il volley insieme. Riuscire a vincere il titolo è sempre difficilissimo, noi siamo riusciti a farlo per 2 anni consecutivi, con un gruppo tra l'altro altamente rimaneggiato perché è una squadra praticamente nuova, giovane, e di conseguenza siamo veramente contenti. Questo è il risultato di un grande lavoro che le ragazze hanno fatto in palestra. Rispetto all'anno scorso abbiamo molta meno fisicità, però le ragazze veramente hanno lavorato duramente per colmare questo gap e se lo sono strameritate. Dovevamo riconfermare d'altronde il risultato dell'anno scorso, anche se la squadra è cambiata completamente tranne 2 o 3 elementi, però abbiamo dimostrato che anche con i cambiamenti siamo forti. Al secondo posto, con un po' di rammarico per l'occasione sprecata in finale, giunge l'Aurora Volley Sodalizio, che comunque stacca il pass per la fase regionale. Abbiamo trovato una squadra forte, la più forte di tutti quelli che abbiamo trovato finora. Il risultato, nonostante che non abbiamo giocato, ce lo meritiamo e siamo contenti di questo. Siamo partiti bene, abbiamo fatto troppi errori dopo, abbiamo recuperato un po'. Alla fine noi abbiamo commesso gli errori di troppo e abbiamo pagato le conseguenze. Contente di essere arrivate fino in finale, però un po' dispiaciute ovviamente di come è andata a finire. Potevamo fare molto meglio e non è una fase di circostanza perché abbiamo giocato davvero molto meglio in altre situazioni, però vabbè, ormai è andata così e speriamo di fare meglio ai regionali e di dimostrare quello che sappiamo fare. La partita conclusasi con un punteggio così netto pare abbia evidenziato una caratteristica: l'Albatros, squadra più equilibrata, è venuta qua sicuramente per vincere. Da parte dell'Aurora mi è sembrato che ci fosse più che altro la paura di non perdere, tra virgolette, più che la caratteristica di giocarsi una finale per vincere. Comunque assieme al volley Codognè, che parteciperanno alla fase regionale, speriamo che la provincia di Treviso abbia l'opportunità di portare a casa qualcosa di importante. Le 4 finaliste ci portano a riflettere sul valore delle collaborazioni. Aurora, la terza Codognè e la quarta Spesse Conegliano provengono dal pressoché medesimo territorio, ma devono cedere le armi ad Albatros e Preganziol che, unitesi, diventano più forti e vincono. Ma oltre a vincere si collabora per offrire nuove opportunità alle atlete. 3 giocatrici, tra cui io centrale e un libero, facciamo parte anche dell'organico della Serie C e siamo molto impegnate tutti i weekend. Siamo tutte 94-95, ci troviamo bene assieme, ci divertiamo. A differenza dell'anno scorso, che è stato detto magari che era gran parte del Preganziol, era il risultato della collaborazione, questa qua è la vera squadra che ha dato i suoi frutti, perché questa è veramente mezza squadra Preganziol e mezza squadra Albatros, quindi veramente si vede il risultato del nostro lavoro di collaborazione. La finale di Castelfranco ha permesso di tornare a giocare in un impianto storico della provincia, recentemente ristrutturato, e la Giorgione Pallavolo aveva già pensato di portare a Castelfranco un evento nazionale. È un piacere ospitare queste manifestazioni. Diciamo che il nostro obiettivo era organizzare la Final Four di B2, ma purtroppo siamo usciti ai quarti e quest'anno è andata così. Comunque sarà un piacere ospitarne anche ancora manifestazioni del genere. Qui la pallavolo ha iniziato già negli anni 70 con risultati di rilievo. Adesso il fatto che sia riaperto al pubblico e che si possa effettivamente disputare incontri ad alto livello è positivo per tutti e in modo particolare per la pallavolo trevigiana e in particolare quella di Castelfranco.